sentito che si parlava un po' di tutto: scuola, fiscalità, moneta nazionale, principi contabili, appalti pubblici, e secondo me è tutto collegato. Cioè, loro per 20 anni, 30, 40 hanno cominciato a cercare di rendere il popolo ignorante. Cioè, togliendo soldi alla scuola, il popolo non riesce a crescere, se non con sacrifici dei genitori. Quindi che faccio? Io tolgo la possibilità a un genitore di fare un sacrificio per il figlio, perché se non arrivo in fondo al mese per mangiare non posso pagargli gli studi. Quindi mio figlio è costretto comunque ad accettare qualsiasi mestiere. Che succede? Che io riesco a dare gli appalti senza che nessuno controlli, o che comunque si azzardi a lamentarsi. Da lì che accade? Ma tanto faccio le leggi per cercare di tutelare questi appalti pubblici non molto chiari. Questa è la degenerazione che per 30 anni abbiamo visto. Io per 20 anni ho sempre pensato che la politica facesse schifo. Oggi ne sono ancora più convinta, ma proprio per questo ho alzato il culo dalla poltrona e mi sono messa in gioco. Ed è quello che tutti noi chiediamo a voi di fare: mettiamoci in gioco assieme, solo così riusciremo veramente a smascherarli ogni giorno. Noi quando io ascolto quelli che mi contestano la decisione di Grillo di essere andato là e avergli vomitato tutto il nostro rancore, io glielo spiego: ma scusate, cioè loro sono stati in grado di creare a tavolino una crisi di governo quando noi avevamo in Parlamento dei decreti legge d'urgenza, e lì che è già inizia la loro incoerenza. Cioè, se erano così urgenti, tu che parli di voler fare per l'Italia, perché la crei ora? Quindi forse vuoi nascondere un'altra volta qualcosa. Noi lì con Banca Italia hanno collegato due cose e poi hanno cercato di sviare l'attenzione sulla realtà della nostra protesta, che era sia Banca Italia, e loro poi hanno messo la tagliola e quindi hanno cercato di farci passare noi come cattivi che non riuscivamo ad avere il confronto. Quel decreto di Banca Italia e IMU è stato al Senato e l'abbiamo discusso, l'abbiamo detto in 1000 modi di separare il decreto, era semplicissimo, perché la Banca d'Italia doveva essere discussa in più sedute, in più modalità, perché si poteva benissimo rivalutare il capitale con l'Istat, ma non regalare così in base a un calcolo loro 7 miliardi e mezzo, per poi dire alle stesse banche a cui tu fai il regalo che devono scendere e vendere le quote che hanno in più. Cioè, abbiamo fatto un caos per cercare di nascondere che le banche sono fallite. Cioè, nella relazione tecnica c'è chiaramente scritto che se non si faceva questa operazione le banche erano fallite, hanno bisogno di soldi e non sanno più come darglieli. Noi, Renzi è il terzo soggetto che viene messo
per una politica delle banche. Noi il semestre europeo per noi è basilare avere una voce forte, perché se no il PD non ha nessuna intenzione di salvaguardare l'Italia, se non gli amici degli amici degli amici. E ormai questi amici da tutelare stanno sempre più fuori dall'Italia e l'Italia è nella merda. Noi siamo io in Senato faccio il questore e quindi ho in mano i vari conti, i vari appalti. A novembre, in sede di approvazione del bilancio preventivo del 2013, abbiamo approvato bilancio preventivo 2013. Dico, ma se un preventivo, se lo facevamo prima forse era meglio che non in fondo, ma vabbè. Poi mi accorgo che hanno spostato delle entrate fuori dal conteggio delle spese. E quindi io mi sono rifiutata pubblicamente di approvare sia il rendiconto finanziario 2012 sia il bilancio preventivo 2013. Noi per regolamento del Senato lo dobbiamo approvare entro il 28 febbraio. Io ho già iniziato da gennaio a chiedere ai miei colleghi questori di mettere in discussione per dare gli indirizzi del 2014. Siamo oggi al 22, io ancora non ho nessuna convocazione del collegio dei questori e sicuramente si riproporrà la stessa cosa. Cioè loro, nonostante si siano creati delle regole interne, riescono ad andare contro alle loro regole interne, ma pensate che riescano a fare delle leggi giuste per noi? Ma figuriamoci, è veramente un'utopia finché noi abbiamo loro con cui dobbiamo parlare, non c'è modo di parlare, non è possibile ragionare, confrontarsi, perché loro sono comunque sempre obbligati a rendere conto a qualcuno più in alto di loro e non si rendono conto che più in alto di loro ci devono stare solo i cittadini, cioè chi comanda. Quando io personalmente penso agli 11 mesi che sono lì e spesso mi viene voglia di pensare: ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché non torno a casa? E mi faccio prendere poi dall'ansia del dover stare lì, combattere continuamente con un muro. Poi faccio un incontro fuori, mi faccio un'ancora e guardo negli occhi le persone che si commuovono e scopro che sto facendo la cosa giusta, ma non per me, ma per tutti noi. Mi hanno chiesto di parlare un po' di Expo, legato un po' alla Brianza e a Monza. Facciamo una piccola introduzione generale su Expo. Noi, come immagino saprete, siamo sempre stati contrari ad Expo perché lo riteniamo sostanzialmente, prima di ogni altra cosa, una grossa operazione di speculazione immobiliare, sostanzialmente, che comporta del consumo di suolo notevole e che rappresenta anche la scusa per portare avanti tutta una serie di grandi opere inutili, di grandi infrastrutture in Lombardia che rischiavano altrimenti di non essere portate avanti. E quindi la nostra contrarietà nasce da queste considerazioni, cioè uno sfruttamento del territorio
ingiustificato, non confacente a nostro giudizio alle esigenze dei cittadini, è una grossa speculazione immobiliare che andava fermata. Purtroppo Expo ormai è quasi una realtà, nel senso che manca un anno, c'è poco da fare, insomma. Noi avevamo proposto all'epoca quantomeno un modello diverso, parlavamo di un'Expo diffusa, sapete che il tema è nutrire il pianeta, nel centro della vita, il cibo, quindi avevamo proposto anche l'idea di fare un'Expo sostanzialmente diffusa su tutto il territorio, sfruttando le cascine che sono già presenti nel nostro territorio, andando nelle campagne laddove veramente il tema è sentito ed è importante, ma questa cosa non è passata. Quindi ora sostanzialmente cosa stiamo facendo su questo tema? Innanzitutto stiamo facendo un'azione di controllo in Regione Lombardia su tutto quello che è il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Voi sapete che i cantieri sono aperti ormai da parecchio tempo, i lavori sono in fortissimo aumento, si lavora credo 24 ore al giorno sul cantiere per arrivare in tempo, e lì però c'è un grosso problema di controllo del rischio di infiltrazioni mafiose. Io tra l'altro faccio parte anche della Commissione Antimafia della Regione Lombardia, oltre che quella ambiente. E già qualche segnale in questo senso è arrivato, l'abbiamo visto, c'è un direttore cantieri lì dentro di una delle società che sta lavorando, che è una persona che ha avuto dei problemi con la giustizia. Ci sono alcune aziende che hanno vinto dei subappalti che in altre parti d'Italia hanno avuto problemi con la giustizia per infiltrazioni mafiose, quindi è un tema molto delicato su cui bisogna stare molto attenti. E noi in particolare in Regione abbiamo proposto un testo unico antimafia, siamo stati gli unici a proporlo, ovviamente inerente alle competenze della Regione, che ha da un lato l'obiettivo di racchiudere sotto un unico organo, che è il Consiglio regionale della Lombardia, tutta una serie di organi di controllo che erano sparsi un po' dappertutto e che spesso non parlavano tra di loro e rischiavano di perdere efficacia. Ovviamente la commissione antimafia di cui faccio parte, ci sono poi tutta una serie di altri organismi come l'Osservatorio sulla legalità, il Comitato Controllo Appalti Pubblici che era sotto la Giunta, tutte le banche dati, averli tutti nello stesso punto permette che tutti questi organi si parlino tra di loro e siano più efficaci nel contrasto. E poi un'altra cosa importante del nostro testo unico antimafia è quello di dare importanza e poteri più forti alle polizie locali, che sembra una banalità, ma in realtà è spesso proprio dalla polizia locale che ha un maggior controllo del territorio, che sono quelli che poi vanno concretamente più spesso nei cantieri, che partono le grosse inchieste antimafia. Proprio da piccole segnalazioni della polizia locale, poi da lì con un filo da liana si va a ripercorrere tutta una strada che ti porta a vedere il marcio che ci sono dietro tante operazioni. Anche qui in Brianza, voi sapete adesso abbiamo una cava dell''ndrangheta, una cava abusiva dove sono stati sversati una quantità ingente di rifiuti tossici in modo illegale, tutto è partito da una segnalazione di un cittadino che si era rivolto alla polizia locale, che aveva fatto dei controlli, e poi da lì via via è diventato un caso nazionale di emergenza assoluta. Quindi questo è un po' il discorso che noi stiamo facendo a livello di controllo del territorio in vista di Expo sul tema della mafia. E poi c'è il contrasto alle grandi opere inutili, come dicevo, a partire dalla Pedemontana che ci tocca direttamente, ma anche la Roma Monza nel nord di Milano, le vie d'acqua a Milano, che dette così sembrano una cosa interessante, cioè costruire dei canali che dovevano essere navigabili, poi in realtà navigabili non lo sono più, per favorire i trasporti appunto su acqua, tutta una serie di cose che le dicono così sembrano molto carine, molto condivisibili, ma poi quando vai a vedere i progetti vedi che stanno facendo delle cose incredibili, stanno rovinando dei parchi, hanno addirittura per costruire questi canali all'interno dei parchi hanno preso una striscia di 2 metri all'interno del parco e l'hanno dichiarata zona industriale per poter lavorare meglio senza i vincoli del parco, cioè cose diciamo a questi livelli. E poi il terzo grosso tema oggi come oggi è il dopo Expo, cioè cosa fare di quelle aree una volta che Expo è passato. Si parla del nuovo stadio del Milan, si parla della nuova sede della RAI, stanno cercando un po' di andare in tutte le direzioni per capire un po' come occupare quelle aree che altrimenti diventerebbero un deserto. E noi abbiamo avviato un gruppo di lavoro al nostro interno proprio per ragionare sul dopo Expo e
hanno appena cominciato a riunirsi, speriamo che vengano fuori delle idee interessanti da portare avanti anche su questo tema. Per quanto riguarda Monza e la Brianza in generale legato al tema Expo, voi sapete che c'è stato l'evento di lancio di Expo nel luglio scorso in Villareale. È venuto il Presidente della Repubblica, l'ex Presidente del Consiglio, tutta una serie di autorità. Io l'avevo chiamato un grosso spottone pro Expo perché avere un po' pubblicitario da dare il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, insomma non tutte le aziende se ne possono permettere. Avevo fatto un'interrogazione in Regione per capire quanto è costato ai cittadini tutto questo cancan. La risposta è stata €500.000. Lascio giudicare a voi se sono stati soldi spesi bene o meno, però di fatto la Villa Reale è stata individuata come sede di rappresentanza di Expo 2015 e quindi a luglio ritorneranno il Capo di Stato, il Presidente del Consiglio, nel frattempo è cambiato, vedremo se ci arriva questo, agli inizi di luglio. E si rifarà un altro mega evento, 300 giorni a Expo l'hanno chiamato, tutto questo cancan di autorità, eccetera, eccetera. E poi qui è nato il tema del concertone, il cosiddetto concertone, perché non sanno più cosa inventarsi, onestamente, in regione per promuovere Expo. Stanno facendo il LET, il Lombardy Expo Tour, vanno in giro in tutti i capoluoghi di provincia, oggi era a Brescia, lì, se non ricordo male, prima tappa, fanno incontri, convegni, visite, autorità, eccetera, eccetera, e poi fanno un piccolo concerto, la direzione artistica di Van der Frost, e a Monza hanno pensato di fare il clou, fare il concertone. E proprio sul gazzettino ufficiale di Regione Lombardia hanno detto vogliamo organizzare un concertone tipo 1° maggio a Roma, cioè al 1° maggio a Roma ci sono 600.000 persone, non so se... nei giardini della Villa Reale, voi sapete, cioè dietro la Villa Reale, avete presente, no? Un giardino botanico di pregio assoluto, un ecosistema delicatissimo, tu fai il concertone tipo 1° maggio. Allora anche lì noi ci siamo leggermente irritati nei confronti di questa prospettiva. Ho fatto l'interrogazione proprio ieri al Presidente Maroni per capire bene cosa c'è di testa, insomma, se si rende conto di quello che ha detto o meno. Se proprio devono farlo magari si potrebbe pensare allo stadio Piantero, certo non è una location suggestiva come i giardini della Villa Reale, però forse anche un po' più adatta a questo tipo di manifestazioni. Dopodiché Expo onestamente porterà anche delle cose interessanti a Monza. Per esempio nel 2015 in Villa Reale verrà ospitato il 3° forum mondiale dell'UNESCO per la cultura e per le imprese culturali, sono già stati in Villa Reale in passato, c'è stata una lotta con Firenze, sempre dovuta al signore che adesso è a Roma, però insomma si è riusciti a mantenerla a Monza, per cui ci sarà questo importante evento culturale. L'idea è comunque di usare la Villa Reale per incontri, dibattiti, mostre di grande spessore, eccetera, eccetera. Questa mi dà l'opportunità di dire anche una cosa. Noi abbiamo detto no a Expo, siamo contrari, avevamo un nostro progetto alternativo, stiamo controllando tutte le cose che stanno facendo per cercare che facciano il meno porcate possibili. Dopodiché Expo c'è, ci dobbiamo fare i conti, nel senso è una realtà, è inutile far finta che non c'è, per cui se ci saranno se ne verranno, diciamo così, delle opportunità per il territorio, per le imprese della Brianza, se ci saranno delle attività che porteranno del lavoro, cioè benissimo, per l'amor del cielo, io sarò il primo ad essere contento, però dipende anche, come devo dire, se il lavoro è quello che ti porta a Pedemontana non mi sta bene. Se si tratta invece di un'attività culturale, ok, cioè non diciamo no a tutto, però stiamo molto attenti a quello che passa di qui. E poi l'ultima cosa che volevo dire, che questo è veramente importante, è il tema legato alle infrastrutture. Come vi dicevo, per Expo adesso si sono mossi tutti, dobbiamo fare le autostrade, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, dobbiamo essere pronti, a parte che poi pronti non lo saranno, perché già si sono riuniti un po' di tempo fa e hanno detto facciamo il punto, cos'è che riusciamo a fare? Questo, quegli altri non riusciamo a farlo, ok, fermiamoli lì, andiamo avanti dopo, perché non voglio che nel 2015 ci siano i cantieri aperti in giro per la Lombardia e per l'area milanese. Quello che interessa di più Monza Brianza è chiaramente la Pedemontana, un'opera nata vecchia, nata 40 anni fa, un'opera che era
pensata per un territorio che non è più quello di oggi, per un territorio che nel frattempo si è deindustrializzato, si è urbanizzato fortemente, dove le tematiche legate all'inquinamento e all'ambiente sono molto più sentite rispetto ai decenni scorsi. Quindi è un'opera che nasce vecchia e che non ha più senso di esistere nel modo di vedere oggi come oggi, perché è una colata di cemento tra Varese e Bergamo con l'idea di collegare due aeroporti sostanzialmente. Qui Brianza significherà azzeramento del poco suolo libero rimasto. Noi siamo la provincia in Italia più cementificata, quelle poche aree verdi che abbiamo verranno spazzate via da Pedemontana, senza contare il fatto che Pedemontana passerà da Seveso, in quell'area dove nel 76 ci fu l'incidente dell'Icmesa, che è stata contaminata da ingenti quantità di diossina e che tuttora in buona parte quella diossina è rimasta nei terreni, perché la bonifica fatta all'epoca fu una bonifica molto parziale. Quella diossina in quei terreni, lì dove sono, lì dove è in questo momento, sotto uno strato di qualche decina di centimetri, tendenzialmente non sta facendo grossi danni oggi come oggi, però è molto pericoloso andare a fare dei lavori lì. Tant'è che la Regione Lombardia negli anni 80 aveva promulgato una legge per vietare qualsiasi tipo di lavorazione di terreni in quelle zone contaminate, perché se tu ci rimetti mano lì, movimento terra, scavi, camion che vanno, camion che vengono, rischi veramente di rimettere in circolo tutta quella sostanza e di creare ancora grossi problemi ad una fetta di popolazione che dei problemi ne ha già avuti tanti in passato. Ebbene, c'era questa legge che impediva qualsiasi tipo di lavorazione, è stata cancellata per farci passare Pedemontana. Quindi adesso Pedemontana passerà proprio di lì grazie alla cancellazione di questa legge, perché Pedemontana sa da fare in una memoria. E quindi qualunque parte la si veda, questa infrastruttura è veramente deleteria. Io sono andato ad un convegno qualche tempo fa, fatto da chi Pedemontana la vuole, e a un certo punto è intervenuto un rappresentante degli artigiani della Brianza dicendo no, noi questa autostrada la vogliamo assolutamente perché le aziende sono in difficoltà a spostarsi. Ha fatto l'esempio delle aziende che producono i divani, dicevano no, un divano non è prodotto da una sola azienda, è prodotto da più aziende dello stesso distretto e devono collegarsi, devono essere in grado di avere dei collegamenti rapidi tra di loro, perché se per spostare questi semilavorati ci metti troppo tempo, perdi soldi, perdi tempo, appunto, eccetera, eccetera. Sì, ma la risposta è un'autostrada, la risposta a questa è un'autostrada. È un super collegamento Milano-Varese la risposta a questo problema. Non penso proprio, la risposta a questo problema di aziende che stanno vicine tra di loro, a pochi chilometri tra di loro, è efficientare e mettere in funzionamento nel miglior modo possibile la rete ordinaria esistente, cioè bisogna mettersi giù a pensare bene come renderla più fluida, più efficiente la rete esistente. Non lo risolvi con un'autostrada a 4 corsie che da Varese ti arriva a Bergamo, non è questo il modo di concepire uno sviluppo sostenibile e ragionato e tarato sulle esigenze delle imprese e delle persone. Quindi noi in Regione Lombardia stiamo facendo un'azione di forte contrasto a quest'opera, ma siamo gli unici. Quest'opera è vista come il bene assoluto, è vista come il progresso, come un'opportunità di sviluppo economico ed è veramente difficile fargli cambiare idea su questo punto. E loro tra l'altro hanno buttato un po' non il cuore oltre l'ostacolo, hanno buttato l'asfalto oltre l'ostacolo perché non ci sono soldi. Cioè questa è un'opera che oggi come oggi è stata realizzata in parte, da Varese arriva fino a Romazzo dove c'è l'indotto delle due autostrade per i lati, no? La 8 e la 9. Fino a lì sono arrivati mettendo tutti i soldi pubblici che originariamente avevano previsto per tutta l'opera, solo che non essendoci privati, perché i privati si sono tirati indietro, tutti i soldi previsti inizialmente per tutta l'opera erano messi sul primo tratto. Per gli altri, punto di domanda, cioè non si sa, i soldi non ci sono. La provincia di Milano e il comune di Milano non riescono a vendere le loro quote di Serravalle, che è la società che ha in pancia Pedemontana, perché ci sono previsti degli investimenti ingentissimi per portarla avanti e non c'è nessun privato che crede in quest'opera, nessuno è disposto a cacciarci dei soldi. Quindi siamo in mezzo al guado e nonostante questo loro vogliono andare avanti con i cantieri, vogliono andare avanti in tutti i modi possibili. Noi cercheremo di fermarli, ma sarà duro, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Grazie.